Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Riccardo, 2 palle gol, tutte e 2 sulla tua testa, tutte e 2 sulla stessa azione con Lisai che già aveva pagato a Lavagna in altre occasioni, una sul palo esterno, una in gol, tra l'altro in gol quella più difficile delle 2. Sono d'accordo, la prima presa male, non pensavo di stare così vicino alla porta, peccato perché se passavamo in vantaggio secondo me si metteva in modo diverso. L'altro è stato bravo perché mi sono buttato in tuffo, ci ho creduto e abbiamo preso questo punto qua in un campo difficile, particolare, anche qui il terreno del gioco veramente imbarazzante. Però questa insomma è Serie D e continuiamo che tra 4 giorni c'è un'altra battaglia. Anche oggi avete preso un altro punto, avete mosso la classifica, siete in testa, quindi direi che è giustificato il vostro comunque moderato buon umore. Chiaro, non si può neanche sempre vincere nel corso del campionato, questa è una media da 90 punti se finisse il campionato domani, quindi ci siete dentro in pieno nei vostri obiettivi. Sì, diciamo che la media è altissima, però ne vince uno al campionato e quindi la Saremese sta a tenere anche lei sto passo e quindi va bene il punto, però una squadra come noi insomma, non si deve accontentare. E poi vabbè, ci penserà il mister in questo, noi ragazzi sappiamo che potevamo fare meglio oggi e niente, poi domenica sarà una squadra che comunque non vale quei punti e sarà un'altra partita veramente difficile. Sta iniziando a trovare continuità anche sotto porta, oltre al gioco che aiuti a creare a livello di collettivo, negli ultimi 20 metri stai iniziando a trovare le tue medie. Sì, sono contento di quello, insomma, beh, non mi devo accontentare, voglio fare gol importanti per questa squadra perché quest'anno veramente io, come tutti, ma ci teniamo veramente in modo particolare a raggiungere l'obiettivo, insomma, che tutti sappiamo. Grazie Riccardo, complimenti e buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Nicola, partita complessa oggi, avete trovato una giocata per pareggiarla e comunque mantenervi in vetta alla classifica, direi che si torna con un moderato sorriso dalla trasferta di Savona. Sì, per noi l'importante era non perdere, quindi siamo a pari punti con la Sanremese. Non era un campo facile perché avete visto tutti il fondo com'era, quindi come ho detto ai tuoi colleghi prima, quando ci sono questi campi qua una squadra tecnica come la nostra deve tirare fuori altre armi, quindi penso che abbiamo creato 3-4 palle gol, in più il fuorigioco mio sul gol che non so se era fuorigioco, quindi penso che torniamo a casa soddisfatti, l'importante era non perdere. Avete dato l'idea a volte fuori dal campo di avere in alcuni momenti un po' poca gamba, di pagare magari il campo un po' pesante dopo il 50esimo, quantomeno fino alla girandola, quella sì, dei cambi da dove avete trovato nuova forza. Beh, questo non lo so, dobbiamo parlarne col mister. Comunque abbiamo fatto gol nel secondo tempo, quindi penso che questa cosa qua secondo me non c'entra molto perché siamo andati in svantaggio nel secondo tempo e siamo riusciti a pareggiarla nel secondo tempo, quindi penso che alla lunga abbiamo avuto anche una palla gol con Tommy, quindi penso che alla lunga siamo usciti più noi che loro. Logicamente, ti ripeto, allenarci sul sintetico, giocare sul nostro campo e venire qua e trovare campi così pesanti sicuramente non è facile per la nostra gamba, però penso che abbiamo retto bene. Domenica un'altra trasferta contro una squadra sicuramente ferita, ma con alcuni giocatori di indubbio valore. Sì, loro ne conosco 2 o 3, non rispecchiano i punti che hanno sicuramente perché presi singolarmente sono un'ottima squadra e noi sicuramente andiamo là per vincere perché dobbiamo arrivare allo scontro diretto a pari punti. Grazie Nicola, buon lavoro. Ciao. Mister, un pareggio importante che vi riporta in vetta alla classifica. Avete una migliore differenza reti della Sanremese, quindi direi che la trasferta di Savona la mettiamo sicuramente insieme a tutte le altre gare con il segno più davanti. Sì, sono molto contento, era una partita che temevo perché è un campo brutto, un avversario comunque di livello, abbiamo fatto un primo tempo equilibrato però giusto di testa, poi prendere gol così rischiavi veramente di buttare via la partita, invece è un buon pari e 3 punti e un punto sulla te pesantissimo. Temevi di perderla oggi
diciamo che nel secondo tempo, perché all'inizio però è andato sotto qui, non era neanche scontato andare a riprendere, invece ho visto una squadra con la testa giusta. Oggi abbiamo visto comunque emergere un giocatore importante come Giancarlo Lisai. Le uniche 2 giocate di qualità che sono uscite oggi portano entrambe la sua firma. Una volta Capogna ha fatto gol, un'altra ha sbagliato nel primo tempo. È stata un po' la chiave secondo me del secondo tempo, quando ho spostato lui in mezzo a 3 ma anche a 2, ha fatto bene con Nicola e ho visto qualità. Quando c'è qualità su un campo così, tanto di cappello. Lecco torna dalla Liguria con un altro punto. Oggi, come dire, avete pagato ancora una volta un fondo che poco si è dato alle vostre caratteristiche. È chiaro che tanti saranno così e più si va verso la stagione più fredda, sarà una situazione che si ripresenterà sempre più di consueto. E dobbiamo abituarci a capire che bisogna cambiare pelle, e noi ancora di più degli altri, perché avendo uno spettacolo così in casa dobbiamo poi cambiare pelle quando andiamo in trasferta e capire quello che si può fare. Oggi era una partita da via di mezzo, perché non era proprio il campo di Stresa, però non saltava malissimo, e quindi poi mentalità giusta anche nel secondo tempo. Poi sai, andare a riprendere una partita con un campo così non è neanche scontato, quindi bravi ragazzi che si sono calati nella parte. Grazie mister, buon lavoro. A voi. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio.